Siamo giunti alla sesta corsa, confronto per soggetti di categoria CD sul miglio, non corre Casting de Chenou. Lo schieramento: 1 Babilonia Baba, 2 Bacco Bacco, 3 Fetlock Joint, 4 Buonagar, 5 Beatles Boy Treb, 6 Baltimora Trio, 7 BWT Eco, 8 Vaimo Blessed, 9 Toscarelle, 10 Mowgli. Corsa con Fetlock Joint che parte favorito, partiti con numero 4 Buonagar squalificato. Babilonia Baba difende la posizione dall'attacco di Bacco Bacco, che ha all'esterno Fetlock Joint che rimane in terza ruota, e si inserisce bene invece BWT Eco dalla seconda linea, che va direttamente in schiena a Babilonia. Poi più indietro in terza posizione c'è Vaimo Blessed per corsie esterne. Intanto lo scatto in terza ruota da parte di Fetlock Joint, che in poche battute si porta a condurre nei confronti del stesso Babilonia Baba. Terza posizione per BWT Eco, al largo invece Baltimora Trio. C'è il tentativo di ora Mowgli in terza corsia. Mowgli viene deciso, si porta a ridosso del battistrada dopo 800 metri in 59,5. Mowgli va su Fetlock Joint e prova ad impegnarlo quando i cavalli stanno per completare il chilometro iniziale. A contatto si mantiene Babilonia Baba con all'esterno Baltimora Trio. Intanto 1,14,5 per i primi 1000 metri di gara. Insiste all'attacco Mowgli, che si sta avvantaggiando su Fetlock, che abbassa bandiera bianca già a 400 dalla conclusione. Viene via cattivi invece Beatles Boy Treb, numero 6 Baltimora Trio squalificato. Intralcio un po' generale per diversi concorrenti. Intanto sbaglia al comando anche Mowgli e così si isola in avanti Beatles Boy Treb, che viene a vincere nettamente, mentre per il secondo posto la lotta vede probabilmente a centropista Vaimo Blessed aver ragione degli avversari, ma è una corsa veramente condizionata dall'ultima curva. Andiamo a rivedere se possibile gli ultimi. Questo è il successo di Beatles Boy Treb, Edoardo Locisano, che vince comunque nettamente, sfruttando anche le evenienze. Il doppio per Edoardo Locisano e Pietro De Muro. Secondo posto per il numero 8 Vaimo Blessed. Dal terzo dovrebbe essere BWT Eco su Toscarella, ma ci sarà probabilmente foto per il terzo posto, mentre vedete la serie di rotture, cavalli anche condizionati come Babilonia Baba, che non riesce a trovare il varco, poi lo trova quando è tardi probabilmente. E il successo invece è nettissimo per Beatles Boy Treb, Edoardo Locisano, Pietro De Muro per lo Scarton Stable.